Amici del futsal, buonasera da Matteo Santi e Marco Angelini e benvenuti a Cisterna per il posticipo della 21esima giornata di Serie A. Questa è Roma, scontro Sandro Abate Avellino. Arriva in questo momento il fischio di Martina Piccolo, gira il pallone il Sandro Abate. Eccolo ancora Dimas che calcia, Vitiello smanaccia, corner per la Roma. No, però per dire che molto spesso attenzione al pallone regalato da Massimo Abate a Rodolfo Fortino, che da lì scarta il pacchetto e segna il gol dell'1-0 dopo 3 minuti e mezzo. Ha segnato il capocannoniere del campionato, che fa 20 in stagione, ventello per Robocop come il suo numero di maglia. 1-0 per la Roma. Sì, bravo Fortino a farsi trovare lì. Qui vabbè, evidente l'errore di Abate, capita poi nei piedi forse dell'uomo più freddo della Roma lì davanti. Rimessa laterale Ercolessi per Isgro che piazza, bravo Vitiello in tuffo a concedere solo calcio d'angolo. Occhio, qui Pina, a proposito di attenzione, spacca il palo interno mentre Isgro passa benissimo in fascia su Kenji con l'esterno, palla a rimorchio per Marceligno, poi il tocco di mano di Pina che era sdraiato per terra. Calcio di rigore per la Roma. Fischio e parte, spiazza Vitiello, la Roma raddoppia all'inizio dell'8° minuto di partita. Marceligno fa 16 in campionato e la Roma scappia sul doppio vantaggio. 2-0, non fortunato Sandro Abate, abbiamo detto 10 secondi prima, grandissima occasione per trovare il pareggio. Adesso vediamo la reazione della squadra di Basile. È una bella mazzata, perché quando sei in un momento di difficoltà prendi il palo e dopo 10 secondi subisci il gol del 2-0. Però ecco, una squadra che comunque ci sta provando, sta lottando. Bravo Seferi fino al momento della scelta dello scarico su Fortino, fin troppo generoso, poteva anche andare lui stesso. E qui Fortino per il 3-0 e la doppietta personale, una sentenza sotto porta, palla recuperata, 1-2 con Dimas e la Roma in un minuto è già sul 3-0. Eh sì, qua la sensazione, Matteo, che un pochino la Sandro Abate abbia, non dico tirato un po' i remi in barca perché è ancora presto, però ecco, vedi anche la reazione, proprio il messaggio del corpo, della reazione dei giocatori, insomma. Purtroppo è venuto a mancare il vicepresidente dell'Ital Service Pesaro, Giovanni Baldelli, una delle società più importanti del nostro panorama. A lui facciamo e alla sua famiglia le condoglianze, mentre arriva la tripletta di Fortino e il 4-0 della Roma. Diciamo che in classifica marcatori Fortino prende largo, così come fa la Roma. Poker per i giallorossi. Sì, nulla da dire, soltanto veramente la cattiveria che questo ragazzo di 40 e passa anni. Sì, ad aprile, il 30 aprile sono 42, signori, ed è ancora lì. Sono cose difficilmente allenabili, però Borolo nel frattempo, bellissima giocata, lui sì che sta studiando da Fortino come pivot, secondo gol in stagione per Federico Borolo, bellissimo movimento da pivot, stop su alata e conclusione a incrociare. Vitiello nulla può, 5-0 per la Roma a metà di questo primo tempo. Qui rivediamo Marceligno che imbuca, controllo orientato con la suola e tiro da parte del ragazzo scoperto dalla Futsal Future Cup. Possesso palla iniziale è cambiato, mentre arriva una sassata, scusa Marco, di Marceligno, ma la cronaca ci scavalca. 6-0 segnato da Marcello Padiglia, doppietta anche per Marceligno e la Roma chiude il primo set così, con l'assist di Lucio Avellino, e non fa più notizia. Sì, poi da lì insomma Marceligno è un giocatore che calcia molto bene, difesa che può fare meglio. Raddoppiato, trova la corsa di Abate, bella la giocata, Biscossi salva, poi arriva Pina, ancora Biscossi in calcio d'angolo. Uno squillo del Sandro Abate, ancora una volta una bella giocata del suo capitano. Mentre calcia a botta e Anzini va a alzare sopra la traversa di Eugenio, taglio di Fortino, esce Marceligno che l'alza proprio per Robocop. Gol a colori della Roma, ha segnato Rodolfo Fortino, sono 4 per lui. Bellissimo l'assist di Marceligno, si è coordinato contando i passi Fortino nel giro di un anno, e quando ha capito che quella palla gli sarebbe arrivata è stato un gol al volo bellissimo.
Allora guarda Matteo, non so quanto sia stata voluta la palla di De Eugenio con quella forza, Sì. ma poi giocata pazzesca, perché da quella parte il mancino di Marcelinho che di prima la mette per il mancino di Fortino, e questo è un grandissimo gol veramente. Di fatto chiuso anzitempo la pratica, mentre arriva il 7-1, devo dire anche meritato per come stava comunque continuando a giocare nonostante il risultato il Sandrabate. Bella puntata di Gabriel Pina, palla sotto l'incrocio, nulla può Anzini, arriva il primo gol della partita della squadra avellinese, l'ha segnato Gabriel Pina. Qui lo rivediamo 1-2 con Massimo Abate che ridà bene la palla dietro coi tempi al numero 8 e arriva una puntata che fulmina Anzini. 20 secondi all'intervallo, Confortino che recupera palla, Ercolessi che prova a spingere, allarga per Isgro sul secondo palo, arriva dopo una deviazione nuovamente Marcelinho, tripletta per Marcelinho, anche lui come Fortino sta facendo man bassa di reti, sale a 18 in campionato, 8-1 per la Roma. Beh, Sandrabate insomma, non fortunata, anche perché sta trovando dall'altra parte una squadra vogliosa ancora di andare a segno. Sul suo rilancio e sulla palla bloccata da Anzini suona la sirena del primo tempo, il parziale parla da sé, è 8-1 in favore della Roma dopo un primo tempo senza storia assolutamente. Il fischio di Martina Piccolo e si gioca. E la Fortitudo Monezia sono messi. Mentre arriva il gol di Faiola, lo ha sfiorato poco prima, stavolta lo trova, primo gol in Serie A per il numero 11 in stagione, bellissima la sua volata, bravo nel battere questa volta Anzini e nel trovare dopo 2 minuti di ripresa il gol dell'8-2. Beh, insomma, ragazzo è entrato molto bene. Secondo spunto, qui trova la marcatura meritatamente. Anzini prima era riuscito con un grande intervento a metterci una pezza, qui devo dire che è bravo il ragazzo perché la piazza bene. Allora prova a ripartire il Sandrabate, buon recupero da parte di Barolo che però se la fa risoffiare a sua volta con Santurelli che arriva a calciare nuovamente 2 volte vicino al gol il Sandrabate. Poi il giorno seguente volerà in direzione La Valletta, mentre arriva il gol di Fortino, quinto gol personale e 9-2 per la Roma. Sì, poi ecco, 3 giocatori della Roma davanti alla porta, la palla che capita a Fortino, sì, certo. che poi è nulla. Ma quella è anche calamita. Guarda qua, comunque i due che si cercano, Marcelinho che fa lo scavetto, poi ecco sfortunato qui il Lauro. Marcelinho la liscia, capita a Fortino e poi e gol del 9-2 per la Roma. Si usa fare questo tipo di movimento abbassando la linea difensiva, ovviamente. Mentre arriva il gol di Pina, assist di Faiola, sicuramente è una nota molto positiva nella partita del Sandrabate. Segna Gabriel Pina il gol del 9-3 a 10:30 dalla fine della partita. Sì, una partita ecco da over, possiamo dire. Decisamente sì. E quindi per finire il concetto, la Sandrabate forse poteva anche col senno di poi ovviamente pensarci un pochino prima, abbassare ancora di più le sue doti, che sono quelle anche di scaltrezza, di furbizia, ma doti veramente importanti dal punto di vista. Arriva l'autorete di Botta, non so se a segnare il gol a Biscossi. Beh, era praticamente quasi dentro. Comunque palla adesso indirizzata. magari lo rivediamo meglio dal replay. Sta di fatto che arriva il 10-3 della Roma, 5 dell'intervallo. Direi che forse la palla sarebbe entrata ugualmente. Nel frattempo ci scrive Carlo e ci chiede perché Merlime non era stato convocato, mentre c'è una bellissima giocata di Isgro che poi trova il modo di andare da Seferi 2 volte, Botta salva sulla riga, 3 volte Seferi, alla fine arriva il gol del 17 a 2,5 dell'intervallo, fa 11 la Roma col gol di Besart Seferi. Dai, ce l'ha fatta, il gol è meritato perché l'aveva già sfiorato il primo tempo. Sottolineo una curiosità importante, probabilmente ci sono i suoi compagni di squadra della Under 19 in tribuna che hanno esultato insieme a lui. Questa è una cosa molto bella, molto importante.
Bravo qui nel suolare, mettere il ritmo. Suona la sirena, vincono i giallorossi 11-3, il triplice fischio di Martina Piccolo. Si chiude così il posticipo della 21esima giornata di Serie A. È tutto per questo Sky Match, mentre viene inquadrato Rodolfo Fortino, MVP della partita anche per Marco Angelini. Un saluto e un ringraziamento da parte di Matteo Santi.